Ne ho parlato direttamente con Davide, l'ho avvertito del fatto che l'auto così brandizzata non era assolutamente in regola con il codice della strada, e lo sapevo perché anche noi ovviamente ci eravamo informati per provare a brandizzare dei veicoli durante questo periodo prima dei 30 giorni della propaganda elettorale, e il comandante era stato molto chiaro. Dopo l'informazione informale che gli ho dato, visto che comunque lui continuava imperterrito a girare con quest'auto, e quindi ho interpellato il comandante Forte, che mi ha confermato che il sindaco Bortolato non poteva girare con quel tipo di auto per la città. Una questione di forma ma anche di sostanza fa intendere il candidato sindaco del centro-sinistra Giacomo Nilandi, che sull'auto brandizzata del primo cittadino uscente ha mosso battaglia creando un caso elettorale. Le regole, dice, devono valere per tutti. La replica di Bortolato è piccata. È chiaro che il candidato sindaco del centro-sinistra non ha contenuti dei quali parlare e si inventa queste contestazioni sterili, continua a screditare la mia squadra, continua a gettare fumo negli occhi ai cittadini. Mi piacerebbe parlare di temi che interessano la città e i cittadini. Anche ieri sera eravamo a Bonisiolo, abbiamo raccontato tutte le cose che abbiamo fatto in questi 5 anni, le tantissime cose, e abbiamo raccontato quello che vogliamo fare nei prossimi 5 anni. E la macchina dove si trova? Si è parlato con il comandante Forte? Sì, ci siamo parlati ieri, la macchina adesso è a casa. C'era una difficile interpretazione del codice perché lì in quel passaggio non è chiaro, non si capisce bene. Alla fine insomma è uscito che la macchina deve stare a casa e la macchina è a casa. Insomma, l'auto è stata rimessa in garage mentre la polemica ancora circola. L'altra sfidante, Giuliana Tocket, racconta di aver predisposto delle vele, tutto in regola. Mi sono sentita controllata per quanti minuti sta giù l'autista, macchine della polizia locale che controllano qualsiasi movimento del camion, e questa macchina è anomala, perché io sono tanto controllata, non so se è altrettanto controllata questa macchina. L'unica cosa è che ho visto in Facebook questa macchina che era parcheggiata in un parcheggio non a norma perché era vicino a un albero e usciva nella sede stradale e addirittura era in mezzo a una pista ciclabile e una pista pedonale. Questo non mi pare tanto a norma col codice della strada.